Eccoci in diretta Focus TG a rendervi conto di tutti gli aggiornamenti di questa emergenza coronavirus. Poco fa ha parlato il presidente del Veneto Luca Zaia, abbiamo sentito che ha appunto spiegato come verranno istituiti questi centri Covid-19, questi ospedali. Un ospedale sarà una struttura per provincia, una decina in tutto, e tra l'altro potranno essere o ospedali proprio, una struttura ospedaliera, potranno venire riaperte anche vecchi ospedali, gli ex ospedali saranno proprio allestiti in tutto e per tutto per poter ospitare le persone che risultano positive al Covid-19, quindi anche quelli che poi usciranno dalla terapia intensiva verranno, per esempio da Padova, ha fatto l'esempio Padova-Schiavonia, verranno tutti quanti trasferiti a Schiavonia. Di conseguenza ci sarà questa chiusura, limitazione, ecco, del contagio anche in questa maniera, quindi anche a livello sanitario. Continuano ad arrivare messaggi, sono davvero tanti messaggi che continuano ad arrivare al nostro numero 340-3218-379 e cominciamo proprio con questo. Salve, ho sentito i vari TG che parlano di tante persone che non rispettano le regole. Non si può mettere queste persone agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico? Forse facendo questo le persone capiranno il vero pericolo di questa epidemia. Cosa ne dite? Non sarebbe una bella idea? E allora chiede anche di lanciare l'idea al presidente Zaia di mettere agli arresti domiciliari tutti quelli che non rispettano le regole, che si trovano nei parchi, fanno festine, e capiranno così la gravità del problema. Voi cosa ne pensate al riguardo? Beh, allora guardi, proprio rispondiamo al nostro telespettatore, perché lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia non è che abbia usato, che abbia fatto tanti giri di parole, perché ha detto che se si va avanti così si rischia davvero che verrà avviato il coprifuoco. Di conseguenza verranno avviate davvero misure drastiche, perché se il picco continua a crescere e c'è questa incidenza di giorno in giorno così elevata, così pesante, il rischio è davvero che l'unico modo, se la gente non capisce che deve stare in casa, l'unico modo sarà quella di attivare il coprifuoco. E poi c'è un ringraziamento a tutti i medici e al personale ospedaliero, un grazie a Zaia e a tutti voi che ci tenete informati su quello che succede attorno a noi. Poi questa è bella, anziani a San Giuseppe di Cassola al tabacchino per acquistare i gratta e vinci. E questo nostro telespettatore ci chiede, ma è necessario? No, non è per niente necessario, caro telespettatore, lei ha proprio ragione. Incredibile. Fuori c'è un silenzio assordante, perché sono le due facce, parlavo poco fa proprio delle due facce della medaglia. Da una parte città completamente deserte, per fortuna, che vuol dire che rispettano le direttive che sono appunto state avanzate da tutti gli organi istituzionali, e dall'altra invece c'è chi non... Pensa, ecco, più che altro c'è tanta superficialità, perché tante volte si pensa che tanto non toccherà a me, si dice, invece abbiamo visto che non guarda in faccia a nessuno, perché i due contagiati, i due positivi, per quanto siano asintomatici, di Cassola sono due giovani ad esempio, quindi davvero dobbiamo stare attenti tutti. Abito a Marostica, ho visto oggi parecchi ciclisti, volevo sapere se ci sono controlli nei tragitti frequentati da loro, tipo la salita della Rosino verso l'altopiano. Non lo so se ci sono controlli, però ci informeremo senz'altro, perché bene o male anche loro stanno tutti ammassati quando vanno in giro in bicicletta, siamo abituati a vederli soprattutto sulle nostre colline, quindi non so se ci sono dei controlli lungo i tragitti, però ci possiamo informare, grazie per la segnalazione invece. Allora ecco, c'è questa persona che dice sì, bisogna alzare le misure, e invece un dipendente del supermercato: ritengo sia obbligatorio avere un presidio all'ingresso per la nostra sicurezza, altrimenti si chiudono le porte. E quindi insomma tantissimi messaggi che ci arrivano. Da Padova c'è un forte messaggio che è stato lanciato dal sindaco e dal vescovo, sindaco e vescovo che si trovano insieme per così rivolgersi proprio col cuore, con la pancia ai cittadini e dire: mi raccomando, state a casa. Allora vediamo. Noi dobbiamo essere responsabili e proteggere le categorie più fragili. Lo so che è un impegno restare a casa, non è piacevole, però vi garantisco che è l'unica maniera per evitare il contagio. Dobbiamo proteggere le persone più deboli, le più fragili. Anche stando in casa è possibile tessere fili, ravvivare relazioni di prossimità e con creatività aiutare i più fragili a vivere questo tempo.
Una telefonata per un saluto, una preghiera, un piccolo favore al vicino di Pianerottolo. Sosteniamo anche noi, come comunità e come famiglie cristiane, chi fa il bene, da qualsiasi parte provenga e si realizzi. Comune, Diocesi di Padova e Centro Servizi per il Volontariato insieme per coordinare in questo momento storico gli aiuti alle persone sole e fragili. Sostegno da portare al loro domicilio e quindi da fare in sicurezza con l'aiuto dei volontari di protezione civile. I bisogni saranno raccolti dal Comune al numero dedicato 049 23 23 009. L'obiettivo è dare una risposta efficace ai bisogni di primaria necessità delle persone con fragilità nel periodo di emergenza e post-emergenza sanitaria, perché questi non diventino emergenze sociali. Le associazioni, la Caritas, i servizi sociali e alcune realtà produttive lavoreranno in rete per la telefonata amica, la consegna a domicilio di beni di prima necessità e una risposta abitativa per i senza dimora. I padovani potranno aiutare da casa, donando come spiegato su questa pagina del sito internet Produzioni dal Basso. Obiettivo 61.000 euro entro giugno. Noi diamo una risposta alle persone in difficoltà, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, da casa. Noi, per Padova, ci siamo. Servizio. Abbiamo visto insomma tante categorie e poi soprattutto le istituzioni, il vescovo che si mettono davvero così, e ci mettono il cuore e parlano a tutte le persone dicendo cerchiamo di darci una mano proprio stando a casa e cerchiamo di aiutare, di essere vicini nello stesso tempo a tutte le persone fragili, le persone che hanno bisogno. Io adesso chiedo alla regia se mostra questa lettera, una lettera davvero che crea tante emozioni perché è scritta da una bambina, c'è la data, questo 15 marzo 2020, cara mamma, oggi è un giorno speciale per te, vista la situazione sarà un po' strano come compleanno, ma come dimostrano i disegni di tutti i bambini d'Italia andrà tutto bene, ti auguro tantissimi auguri, la tua Ludo. E allora davvero un messaggio che va a questa bambina, tanti auguri intanto alla mamma di Ludovica, anche da parte nostra tanti auguri, e poi ha visto la bambina ha coinvolto tutti i bambini d'Italia, insomma non è sola, tutti i bambini d'Italia uniti intanto per fare gli auguri alla mamma di Ludovica, ma poi anche per lanciare questo messaggio, andrà tutto bene, le cose si sistemeranno in qualche maniera. Io vorrei approfittare perché sono arrivati anche dei video, vediamo assieme i video che sono arrivati, che ci avete mandato voi telespettatori, lo apriamo e vedete questa persona. Io amo la vita, stiamo a casa. Io amo la vita, stiamo a casa, appunto ha detto la nostra telespettatrice che ci ha inviato questo video con queste candele accese, queste candele che danno un grande segno che sono un grande segno di speranza. E questa mattina da Mestre, dal Duomo di San Lorenzo, il Patriarca ha officiato la Santa Messa, ben consapevole che c'è questo blocco, questo divieto di poter partecipare alle messe in diretta, l'abbiamo mostrata, abbiamo fatto sì che tutti voi da casa riusciste a seguire la Santa Messa dal Duomo di San Lorenzo di Mestre. Allora sentiamo le parole del Patriarca di Venezia. Cari fedeli, ringraziamo anche questa domenica Rete Veneta, Antenna 3 e Gente Veneta Facebook che ci consentono di poterci incontrare attraverso i nuovi mezzi di comunicazione.
Certamente attendiamo con trepidazione quando potremo ricostituirci come comunità che si incontrano anche fisicamente. E questa terza domenica della Quaresima sottolinea questa fatica che siamo chiamati a fare. Ci incontriamo dal Duomo della città di Mestre, Duomo di San Lorenzo, una città legata in modo particolare all'Arcangelo Michele, a cui alla fine della messa ci rivolgeremo con una preghiera particolare. Dicevo, viviamo un momento difficile, ma come in tutti i momenti difficili, gli uomini e le donne di buona volontà sanno tirar fuori il meglio. I cristiani sanno che la grazia di Dio passa anche attraverso le vicende di tutti i giorni. Quando ero vescovo a La Spezia, la grande inondazione dell'ottobre dell'11, che ha causato anche dei morti. Ho visitato uno a uno le zone delle Cinque Terre, della Val di Vara, di Borghetto, e ho visto che quando ci sono queste necessità, anche recentemente l'esperienza di novembre dell'acqua granda qui a Venezia, quando ci sono queste difficoltà, quando saltano le certezze scontate e abituali, quando vengono meno quelle sicurezze, tutele del vivere sociale, allora l'uomo è chiamato a riprendersi in mano. È un tempo difficile che vorremmo non dover vivere, ma lo dobbiamo vivere cercando di pensare un futuro nuovo per le nostre comunità, come cittadini e come cristiani. Mi voglio fermare brevemente sulla parola di Dio. La prima lettura tratta dal libro dell'Esodo, perché la parola di Dio è sempre attuale e la prima lettura inizia dicendo: in quei giorni il popolo soffriva la sete. In questi giorni il nostro popolo e ciascuno di noi che è parte di questo popolo vivo sta soffrendo. Ci manca l'ordinarietà della vita, ci mancano gli altri, ci manca la comunità, ci manca la celebrazione dell'Eucaristia, quella sete spirituale. Nella Bibbia l'acqua è segno dello Spirito, il luogo privilegiato dove ci viene donato lo Spirito è la domenica nell'Eucaristia. E allora Mosè cosa fa? Fa quello che dobbiamo fare noi oggi. Si rivolge a Dio. Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò? Sono giorni in cui il cristiano, il credente, la comunità deve riscoprire la preghiera come rapporto personale col Signore. In molte diocesi il suono delle campane richiama che l'inizio della giornata, il cuore della giornata e il termine della giornata sono momenti in cui dobbiamo ripensare chi siamo, dove stiamo andando, come stiamo andando. E allora sottolineo quello che i vostri parroci cercano di fare: momenti di incontro, di preghiera, soprattutto alla sera, la recita del rosario, di una parte di esso, o l'ascolto della parola di Dio. Il cristiano nel tempo della prova prega,
Prega sapendo che chi prega, come dicevano i padri della Chiesa, ha le mani sul timone della vita. La seconda lettura, la lettera di Paolo ai Romani. Mi fermo solamente sul richiamo che l'Apostolo fa della fede, speranza e carità, ma soprattutto quel passo in cui l'Apostolo dice la speranza non delude. Noi viviamo questi giorni sicuri che non verremo meno, sicuri che questa prova ci arricchirà in umanità e in vita cristiana. Il cristiano è l'uomo della speranza. La comunità cristiana è quella comunità che appartiene al Signore risorto. Ma allora la speranza, se non è una delle tante speranze umane, perché si può anche mondanizzare la speranza cristiana, deve essere fondata sulla fede e deve essere una speranza capace di carità. Una speranza che non è fondata sulla fede spera solo nelle cose umane, negli uomini. E noi uomini in questi giorni tocchiamo con mano quanto siamo fragili, quanto siamo impotenti. Una speranza che non si esprime nella carità è una fuga dalla vita quotidiana. E allora la seconda lettura ci chiama a essere in questi giorni comunità di speranza fondata sulla fede, cioè sul Signore Gesù, che vive i gesti possibili della carità, meditando su quelli che forse facevamo in un modo un po' sbrigativo e che invece dobbiamo ripensare perché, come dicevo prima, questi giorni ci devono aiutare a ripensare il nostro futuro di cittadini e di cristiani. Il Vangelo è un incontro. Ogni incontro con Cristo cambia la vita. Questa donna, alla fine di questa conversazione, di questo dialogo, non è più quella di prima. Ed è interessante notare che è una donna che appartiene al popolo ebreo, ma alla eterodossia del popolo ebreo, si è allontanata. Il capitolo precedente invece era un altro dialogo, quello con Nicodemo, uno scriba, un fariseo, un membro del Sinedrio. Anche questo dialogo cambierà quest'uomo che andava a trovare il Signore ma di notte per non compromettersi. E dopo il dialogo con la Samaritana avremo quello con il funzionario del re di Galilea, quindi un pagano. Io vorrei che riprendeste nella giornata questi 3 dialoghi, perché il dialogo con Gesù, il dialogo col Vangelo, il dialogo con la parola di Dio ci deve cambiare. Non siamo noi a dover cambiare il Vangelo. Non dobbiamo essere noi a interpretare il Vangelo a partire da quello che ci sembra, ci va bene, dicono tutti o fanno tutti. No, il Vangelo deve cambiarci. C'è una parola che è una parola di Quaresima, ma che è una parola di speranza e che è una parola pasquale, conversione, leggere il Vangelo lasciandoci condurre da Cristo, come la Samaritana, la quale viene intercettata in quelli che erano i problemi della sua vita. Va a chiamare tuo marito. Non ho marito. È vero, ne hai avuto 5. E quell'uomo con cui vivi oggi non è tuo marito. Vedo che dici il vero. Noi abbiamo bisogno di riscoprire la verità della nostra vita. Abbiamo bisogno di lasciarci prendere per mano dal Signore là dove
esprimiamo il nostro modo di essere uomini, donne, comunità, e dove abbiamo bisogno di convertirci. Gesù accoglie questa donna, l'accoglie con amore, la ama dicendole la verità. Continuiamo questo cammino quaresimale nella sofferenza di non poter celebrare l'Eucaristia incontrandoci fisicamente come comunità, ma è il momento di pensare che la fede, il Signore Gesù, il valore dell'Eucaristia va oltre l'incontro fisico, che è importante, che desideriamo ristabilire al più presto. Ma in questo periodo di digiuno quaresimale, di diaspora quaresimale, cerchiamo di chiedere al Signore la grazia di vivere bene questi giorni per essere un domani cittadini e cristiani diversi. Le parole abbiamo sentito intense del patriarca di Venezia Moraglia, che questa mattina ha officiato la sua Santa Messa nel Duomo di San Lorenzo a Mestre, e che Rete Veneta ha trasmesso in diretta dalle 11 alle 12 per permettere a tutti voi in questo momento particolare di seguire ugualmente, di essere vicini ugualmente alla parola del Signore. Adesso continuano ad arrivare video da voi telespettatori, continuate a inviarceli, il numero è sempre quello, il 340 3218 379, video che vengono inviati proprio da voi. Allora vediamo questo che arriva da Maserà. Sono le 10:30 di domenica 15 marzo 2020. Io sono giù a portare Bimba e Kelly a fare i loro bisognini, e questo è come si presenta il mio paese. Abito a Maserà, Padova, completamente deserto. In lontananza una bandiera. Andrà tutto bene. Orgogliosa di abitare in un paese così, che rispetta le regole. Davvero, questa nostra telespettatrice dice di essere orgogliosa di abitare in un paese così che rispetta le regole, e le diamo pienamente ragione, perché solo così si può riuscire a uscire da questo tunnel terribile. Ed è bello, ripeto ancora una volta, che voi telespettatori continuate a inviarci messaggi, foto, video soprattutto, per così condividere tutti assieme in questo momento difficile, in questo momento in cui bisogna evitare assolutamente qualsiasi contatto, condividere questo momento insieme, perché solo insieme, in questa maniera, possiamo riuscire a uscire dal tunnel. Allora vediamo assieme, adesso c'è un bambino che sulla terrazza con tanto di pianola, allora vediamolo. Senz'altro questi giorni a casa da scuola, questi giorni in cui avrà tanto tempo libero, lui come tanti altri suoi coetanei e amichetti potranno davvero perfezionarsi nel suonare uno strumento. Adesso abbiamo visto lui alle prime armi, davvero stava cercando di capire come muoversi, però è un modo per avvicinarsi anche alla musica, alla lettura, quant'altro, quindi prendiamo la parte buona di questo momento difficile. Restiamo in musica, perché un altro nostro telespettatore ha inviato un messaggio
mentre suona la fisarmonica. Eccolo qua. E tutti quanti abbiamo riconosciuto la nostra sul ponte di Bassano, suonata con la fisarmonica. Davvero bravo, bravo, bravo questo nostro telespettatore. Ancora vediamo quest'altro video assieme, li stiamo vedendo assieme, quindi eccolo qua. Gli amici di Pilù e Milù. Bambini! Evviva! Fermo! Non puoi abbracciarmi! E perché? Per il coronavirus! E dimmi, quali sono le altre regole? Lavarsi spesso e bene le mani. Ok, poi? Non frequentare posti affollati. E poi? Mantenere le distanze. Per questo prima non potevi abbracciarmi. E c'è anche la regola, rimanete sempre a casa, che vedrete che andrà tutto bene. Un saluto dagli amici di Pilù e Milù. Ci vediamo presto! Insomma, bambini protagonisti, bambini che si ingegnano. L'avevo detto anche durante le scorse ore che i ragazzini si può star sicuri di loro, perché loro sono integerrimi, le regole le rispettano e insegnano, anzi bacchettano noi grandi, noi mamme, noi papà, se non rispettiamo le regole, e quindi adesso addirittura hanno deciso di così portarla in scena, fare questo piccolo spettacolo in cui però vengono riportate le regole base per poter superare questo difficile momento. Quindi con il sorriso si può fare davvero davvero tanto. È intervenuto anche il sindaco di Cortina. Allora sentiamo il sindaco di Cortina, il messaggio che ha lanciato. Buonasera a tutti. Questo mio piccolo intervento vuole essere chiarificatore delle tante segnalazioni che mi vengono fatte, delle tante preoccupazioni, perplessità che leggo all'interno dei social, ma anche dalle telefonate che mi giungono in queste giornate difficili. Su un tema, il tema dei tanti turisti che si vedrebbero all'interno del paese e dei tanti turisti che in questo weekend pare, a detto di qualcuno, che arrivino all'interno della nostra città. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che le forze dell'ordine stanno facendo un grandissimo lavoro, quindi la polizia, i carabinieri, la polizia stradale e anche ovviamente la nostra polizia urbana. In tutto questo sono state intensificate le misure di controllo, sia per quanto riguarda le maggiori vie d'accesso, quindi la strada 51 a nord e a sud, e anche sulla 48 e anche all'interno del territorio. Ricordo che è severamente non solo vietato ma penalmente perseguibile chi accede a Cortina se non fosse appunto per una necessità di lavoro. Detto questo, chi ne avesse notizia può fare denuncia presso le forze dell'ordine o segnalare situazioni che in questo senso si fossero verificate. Dall'altra parte un'altra questione da in qualche modo chiarire riguarda i turisti che si vedono all'interno del paese. Faccio presente che molti di questi sono residenti. Peraltro chi era a Cortina prima del DPCM, del decreto dei giorni scorsi, può rimanere all'interno del nostro paese, questo recita la legge. Dall'altra parte ovviamente l'invito da parte del sindaco, delle istituzioni, è quello innanzitutto di rispettare tutte le norme e le regolamentazioni che vengono date sulla sicurezza, sul non uscire di casa, sul rispetto del metro di distanza qualora si uscisse per qualche necessità. Dall'altra parte è ovvio che il nostro sistema sanitario in questo momento è in una situazione di difficoltà e quindi l'invito vuole essere ovviamente ai residenti di rimanere ovviamente nelle proprie case e chi ne ha la possibilità, che non è residente, ovviamente di dirigersi verso il proprio luogo di residenza. Un abbraccio a tutti
e vi auguro una buona serata. Ecco, a proposito, restiamo nel bellunese, a proposito, ovviamente non mancano le persone senza scrupoli che approfittano di questo momento di difficoltà, come ci ha dato notizia il questore di Belluno. Chi dovesse essere sottoposto a un tampone sarà contattato dalla USL, non devono aprire a chiunque si presenti alla porta. Non aprite a chiunque si presenti alla porta, l'appello del questore di Belluno, Lilia Fredella, che richiama l'attenzione sulla possibilità che i malfattori approfittino di questo momento di debolezza e di fragilità per mettere in atto raggiri legati all'emergenza coronavirus. Ma i reati corrono anche sul web. La polizia postale ha scoperto una truffa informatica arrivata via email da una sedicente esperta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il fatto di utilizzare il computer è naturale. E loro sono stati così attenti che hanno visto che esisteva una formulazione per la quale le persone aprivano un link e da quel link ovviamente si attivavano un virus nei loro computer che gli rubava tutti i dati. Dall'inizio dell'emergenza la questura di Belluno ha rinforzato il personale dell'ufficio relazioni con il pubblico per garantire una risposta ai numerosi quesiti posti dai cittadini. Sicuramente è un momento piuttosto difficile per tutti i cittadini perché forse qualcuno non ha gli strumenti per comprendere esattamente quello che gli si chiede, anche se il messaggio di fondo è molto chiaro, cioè rimaniamo a casa, questo è il messaggio di fondo. Poi chi ha bisogno di supporto, di sostegno, di chiarimenti, noi abbiamo cercato di essere vicini e i nostri centralini sono stati piuttosto bollenti. Massimo l'impegno di tutte le specialità della polizia per verificare il rispetto delle disposizioni emanate dal governo. Dallo scorso 8 marzo sono state controllate 1078 persone, 17 le denunce per violazione dei decreti dell'8 e 9 marzo, 2 le denunce per false attestazioni. I controlli hanno riguardato più di 2700 esercizi commerciali e le violazioni accertate a carico dei titolari sono state complessivamente 6. Nella maggioranza, direi, nella quasi totalità delle persone che abbiamo incontrato in movimento erano assolutamente legittimate a fare gli spostamenti che dovevano fare. Poi certo qualcuno forse non ha inteso correttamente, per cui se era possibile essergli di conforto e d'aiuto per comprendere meglio la strada, come ha detto il capo della polizia, a rigore ma con umanità, li abbiamo fatti. In alcuni casi abbiamo dovuto procedere a delle denunce. E restiamo in montagna, andiamo sull'altopiano perché arrivano forti appelli anche proprio dei sindaci dell'altopiano e sono intensificati i controlli. Vediamo. La neve non ferma i controlli anche sull'altopiano di Asiago. In queste ore la polizia locale con la protezione civile sono impegnate a verificare che vengano rispettate le prescrizioni del decreto del governo e in particolare, come in altre località montane, i controlli sono estesi all'eventuale riapertura delle seconde case, come ci spiegano i primi cittadini di Roana e di Gaglio. Siamo all'ingresso dell'altopiano di Asiago, sotto la neve, assieme alle forze dell'ordine che stanno facendo i posti di blocco alla protezione civile. Un grazie di cuore da parte di tutti i sindaci dell'altopiano per il servizio che stanno facendo, un servizio importante di controllo, di stretto controllo come abbiamo imposto noi sindaci. C'è la necessità che ci sia una grossa risposta da parte di tutto il territorio e per questo ringrazio anche tutti i cittadini del comune e dei comuni che si stanno impegnando al massimo. Grazie anche a tutto il personale ospedaliero, medici, infermieri e tutte le persone che sono impegnate in prima linea. Grazie di cuore. Mi associo anch'io al collega sindaco di Roana per ringraziare tutti coloro che si sono attivati e che sono già attivati in questo momento. Io vorrei riprendere invece il discorso delle seconde case dei turisti. State a casa, rimanete a casa vostra, nella vostra residenza. Da oggi pomeriggio scattano anche i controlli perentori casa per casa per chi ha scelto di salire sull'altopiano in maniera furba per cercare in qualche modo di farsi gli affari suoi. Quindi colpiremo e andremo a cercare uno per uno. Restate a casa, rispettate l'altopiano perché anche il nostro ospedale è un ospedale tarato su questa cittadinanza e non può e non potrà assorbire ulteriori malati oltre la nostra cittadinanza. Quindi pensate anche a questo prima di salire o prima di andarvene. Se ami la montagna, resta a casa. Resta a casa. Messaggi molto semplici, molto chiari, molto diretti. Adesso lasciamo spazio all'invocazione alla Madonna che si svolge da Santa Maria Maggiore a Treviso, quindi io vi lascio proprio l'invocazione alla Madonna con il Vescovo di Treviso. Ci vediamo più tardi.